L'assessore leghista al commercio Francesca Guzzon dice addio alla giunta Brugnaro. Dietro alle dimissioni ufficializzate nelle scorse ore, ma già da tempo nell'aria, ci sarebbero questioni politiche più che personali. La parola data e il rispetto degli impegni assunti con gli elettori per me vengono prima della convenienza personale e della poltrona, spiega. Preferisco lasciare l'incarico che tradire la fiducia dei cittadini. A me dispiace veramente che Francesca abbia dato le dimissioni, che è una ragazza splendida, una ragazza che si è data da fare e ha fatto il suo lavoro come assessore in maniera egregia. Certo che portare avanti l'impegno di un assessorato a Venezia oggi non è facile, specialmente in questo clima che stiamo vivendo all'interno dell'amministrazione comunale in appoggio alla maggioranza. L'alleanza tra la Lega e il sindaco di Venezia non è finita, spiega il segretario provinciale del Carroccio Sergio Vallotto, ma per tenerla in piedi è necessario che la politica dell'amministrazione cambi profondamente. La settimana prossima io e Brugnaro ci siederemo a un tavolo, apriremo le discussioni. Io credo che ci siano spazi di manovra per poter anche continuare questa esperienza politica di appoggio a Brugnaro. Tra le ragioni di attrito, il referendum sulla divisione del comune e l'elezione diretta del sindaco metropolitano. È importantissimo per noi perché noi siamo per che il popolo possa esprimersi, è il nostro motto, è sicuramente importante e fondamentale. Ma sul tavolo ci sono altre problematiche più importanti. Ma la questione centrale, sostiene Vallotto, riguarda la gestione della sicurezza in città. La sicurezza è qualcosa su cui noi puntiamo moltissimo. Non vediamo un'azione forte e all'altezza della città Venezia per garantire una sicurezza che si chiami e dia il senso di sicurezza. Oggi non si percepisce sicurezza. Se ci sono dei margini per cambiare rotta resteremo nella maggioranza, conclude il leghista, altrimenti ce ne andremo per la nostra strada. Io sono per una trattativa sempre e comunque perché la politica è dialogo e trattativa. Ecco, se mancasse il dialogo allora credo che non ci sia una possibilità.